Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Vai che siamo su Motorsport Manager, siamo un po' in difficoltà, stiamo cercando di migliorare i freni adesso con la decelerazione e l'affidabilità e sto chiaramente migliorando l'affidabilità della macchina. Qualcuno ha criticato la scelta del pilota italiano, ma intanto, Fioi, come si dice, purtroppo Pino si è bombato la mia fidanzata, quindi non potevo accettarlo. E secondo, volevo un pilota italiano e sinceramente la mia idea non è di star qua, quindi Ehm, adesso voglio capire se riesco a trovare un'offerta più vantaggiosa. Cazzo, alla fine non sono proprio scarso come team manager. Sì, da 17 già a 16. Cazzo, scuderia Rossini incerto. Perché credo così proprio. Beh, io ci provo. Sporo, mi ci provo. Sono italiano anche, no, beh, vado subito. Cioè. Cazzo, la Rossini è sicuramente messa a me. Beh, che sporo, fioi, c'è poco che vado dalla Rossini, ti prego. Cazzo, la Ferrari, Dio Cristo. Così, è arrivata così. Dai un po' di culo, dai un po' di culo. Dammi il culo. Vabbè, freni terminata. Cazzo, c'ho 16 gestione gara, 10 finanze, se Ma, vediamo un attimo cos'ha lo stronzo della Rossini là. Sto qua è forte quanto. Non me lo fai, aspetta, non me lo fai vedere, scusa. No, aspetta. Rossini. Ma perché? Ma non posso dire i parametri. Boh, non capisco. Sì, sì cazzo, non ci credo. Non ci voglio credere, sono alla Ferrari. Sono alla Ferrari, sto ballando in camera come un pazzo. Beh, ciao, ciao boh. Ho fatto quello che dovevo fare, ho vinto il mio trofeo. Ma il Cume vola alla scuderia Rossini, fioi. Non vincerà il mondiale probabilmente comunque perché non è ha dei piloti di merda. Però adesso con calma facciamo tutto. Accetta il lavoro. Yes! Siamo alla Ferrari. E il Cume si è guadagnato il posto alla Ferrari, ragazzi. E adesso riporteremo la Ferrari ai fasti. Eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì. Lasciamo la boa speranza un po' così. Allora, bene, Molly Fox. Progettazione, adesso va un attimo a capire. Allora, qua. Quanti soldi abbiamo? 8 milioni, cazzo, non tantissimo. Facciamo quarti, non voglio esagerare. Sponsor. 7 gare, qualifiche gara 1 milione, vabbè, proviamo, dai. Questa è la nostra vettura, ok. Aspetta un attimo, devo fare anche la foto qua però perché sennò vari screenshot. Ok. Allora, piloti. Pilota, mamma mia. No, fece sabato, quanto me lo godo sabato. Allora, beh, Molly Fox non è scarsa però, cazzo, Molly Fox. Allora, quartiere generale come è messo? Beh, che sporo, quartiere generale siamo abbastanza forti, eh? Benissimo. Monoposto. E qua se lo stanno lavorando loro. Accelerazione. Bene, bene. Guarda qua. Ciao, madonna. Adesso adesso abbiamo il progetto Ferrari. Adesso voglio vincere un po' di mondiali con la Ferrari. Poi se volete ricominciamo la stagione, però con le mod ufficiali, se riesco a installarle, perché non ho proprio problemi, ragazzi. Ho fatto tutto, mi dà sempre schermata nera. Ok, qua bisogna lavorarci parecchio, eh. L'affidabilità ancora non va. Per ormai siamo in gara, 3 giorni alla prossima, piloti. Ricerca talenti. Allora, Harry è troppo vecchio, Chapman. Chapman ha 34 anni, figa che sparo, cioè, devastante però, eh. Hamilton praticamente. Vediamo.
quanto mi può costare. Per una stagione magari. Potrei anche prenderlo per una stagione Harry Chapman. Allora, primo pilota. Per gara 500. 2019. Mettiamo questi e alla fine, che sparo 500 alla fine, vabbè, potrei anche per me, cioè proprio tenerlo per un... aspetta un attimo, però posso delle classifiche da qua. Vedo quanto la faccio. Perché magari abbiamo il pilota, allora abbiamo la Fox a 6 punti e Breton su un coglion, Breton. Sì, Breton su un coglion. Ok, posta. Reazioni dei fan, imbarazzate, fan fedeli se sono... Per vedere l'impressione della... il beneficio del dubbio. È vero sì che sono all'altezza, non rompete i coglioni. Beh, se mi sistemo un attimo la monoposto poi ritorniamo. Qua, così ho dato a Fox la macchina migliore. E niente. Abbiamo la nostra Molly. Dai Molly, spacchiamo i culi. Perfetto, ora abbiamo medio, gomme e basso. Medio, basso. È provvista pioggia, eh. Vabbè, raga, ci becchiamo dopo le qualifiche. Gran premio di Yokohama. Io sono strafelice se la siamo con la Ferrari. Sotto il diluvio mi sono preso il quinto posto, va bene. Marjou, Breton, là deve andare via subito dai coglioni. Molto bene, molto bene. Quinto posto ci siamo presi, un po' di soldini sono arrivati. Oh, pioggia, ragazzi, il Giappone, tempo previsto una merda. Ma c'è il meteo. Un meteo più dettagliato. Poi va via, allora rischiamola così. Mettiamo il livello 3 sulle morbide, l'ho fatto e assetto gara. Anche qua morbide. Ok. Per il debutto in Ferrari sono emozionato. Ecco, meno di così non ho fatto purtroppo problemi con il setup. Ok. Allora, gomme. Durano 15 laps. Stiamo belli leggeri. Ok. Qua lo stesso. Non mi aspettavo proprio sta roba. Cioè, quando ho cominciato il video ho detto, vabbè, vediamo se è qualcosa. Cioè, tac, la proprio la Ferrari. Cioè, non potevano andare, fioi. Vai. Sono troppo contento. Anche perché con la buona speranza. Forse è stato qualche errore che era parte del Cume. Forse non dovevo fare la promozione. Però era l'unico modo per farmi notare dalla Ferrari, secondo me. Aspetta che passiamo un attimo. Vai che si parte, ragazzi. Prima gara in Giappone. Vai, Molly. Vai Molly, spacca tutto Molly. Vediamo i nostri amici Costa e Viali, 17esimo, 18esimo. Ok, con la pioggia di solito il cume o va benissimo o va malissimo. Dai Molly. Regalami il sogno Molly. E la Molly si sta prendendo posizioni su posizioni. Bene. Almeno sesto vorrei arrivare, eh. La nostra mitica Molly. Vediamo se riusciamo a prendere anche Hamilton, perché quello è, diciamo, è l'Hamilton. Dovrebbe essermi utile, ecco, per un anno magari, anche se è vecchiotto. Vedo che mi stanno dando via merda gli altri, eh. Quanto manca? Alla fine pioggia, non manca tanto. Breton si dice, mamma mia ragazzi. Bisogna migliorarla comunque la macchina, perché adesso non so se loro hanno le percentuali magari sulle intermedie come abilità, però risparmiamo un attimo che non rischiamo di andare ai box troppo prima, cazzo, eh. Molto attento, Kuma, molto, molto attento. Sono tutti risparmio però, che strano. Vediamo. Mi sto avvicinando di più in realtà così, incredibile. Solo il cubo può fare ste robe.
Purtroppo avevamo un'usura maggiore rispetto agli altri in questo momento. Non è bene perché... Beh, tra poco finisce la pioggia. Dopo andiamo subito con le morbide noi, eh. Dopo con calma mi guardo bene le strutture come le abbiamo, le immetto, queste robe qua. Sempre settimi, raga. Adesso la pioggia se ne va. Incidente intanto. Bandiera gialla ma nessuna safety car. Forse le hanno tolte, la poi vedere che ho le regole, mi sono dimenticato di guardarle anche stavolta, Dio Cristo. Mamma mia, Molly ha perso tutto. Pit stop. Ma le medie, dov'è il bonus? Ah, ok, perfetto, sì, metto un attimo di angoscia, ok, le morbide, perché se ne ho tre, è vero. Quindi le morbide mi durano quanto? 14 laps. Ok. Veloce. E vai, vecchio mio. Ok, tu puoi andare a quello dopo. Oh, sì, sì, sì. Allora, vai. Ok. Perfetto. Adesso deve tenere la Fox. Dai, Molly. Andiamo con il nostro giallo arancione. Breton è 14esimo. Dai, Fox, dai, Fox. La Molly ai box. Perdi molte posizioni. Vai, 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 Molly, vai. Settimi, ottava, madonna. Abbiamo perso tanto, eh. Pioggia probabilmente non se ne sarà più. Siamo 11esimi, adesso dobbiamo fare un bel stint, eh. Vai, Cumendino. Adesso vediamo lo stint cumendiano. In realtà, mamma mia. So, Breton sta pompando, Breton. Breton con le soft. E a Fox con le soft. Però siamo lenti, fioi, siamo lenti. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Sta arrivando anche Costa, ragazzi. La mia scuderia, bene. Sono contento di questo. Mi fa piacere. E mi supera Costa, perché questa è una brutta beffa, eh. Un brutto beffone. Se devo tenere bene, dopo cominciare a spingere un po', raga. Però sta Ferrari mi sembra un po' lentina, eh. È vero che le altre hanno la mescola migliore, però... Moreno premi meccanici. Qualcuno va ai box. Siamo molto molto indietro però, eh. Non sarà meglio mettere il super soft? Non lo so, sinceramente. Noi cerchiamo di tenere le gomme e fare una... Vanno addirittura con le medie gli altri, eh. Vanno addirittura con le medie, certi per finire la gara probabilmente. Vediamo quando farò il mio primo punto in Formula 1. Ottavi. Breton decimo.
Condizione come siamo messi? Almeno come condizione non siamo messi male. 15 giri alla fine. Siamo quinti in questo momento. Possiamo spingere col carburante adesso. ...14 giri, io chiaramente rivado con le soft, è chiaro. Cioè, bisogna vedere se riesco ad andare con le intermedie. Cioè, con le super soft magari. Sì, non durano tantissimo, abbiamo visto, però. Beh, con Breton andiamo ai boxer, le soft durano 10 giri, non ti faresti. Facciamo così. Carburante. 15. Ok, componenti. Ci siamo. Pit stop veloce. Vai Breton. La Fox la facciamo andare al giro dopo. Ok. Vai. Carburante. 15 giri. Veloce. E ok. Vai Fox. Vai Molly. Vediamo se la Molly ci ha recuperato qualcosina, ma la vedo molto, molto buia, la vedo. Non la vedo molto bene. Ok, vai Molly. Siamo ottavi. Ho recuperato qualcosa con lo sto stint, però. Sempre dura, eh. Adesso la mescola è migliore rispetto a certi, eh. Infatti. Breton 12esimo. Breton è vergognosa però, mamma mia. Comunque macchina da migliorare molto, voglio stare tanti anni nel Ferrari. Adesso ragazzi dovete decidere anche voi cosa fare se volete magari la mod, che ste mod mi sembrano cioè, un po' incasinate, che se si aggiorna il gioco devi aggiornare la mod, non vorrei perdere la carriera ogni volta, sinceramente io starei qua, visto che ho vinto anche tanto. La nostra scuderia Rossini ragazzi. Ricky De Graaf veramente mi piace, però no. In realtà no, forse è la macchina che è proprio una merda. La Fox è ottava, 12esimo Breton. Teoricamente ce la facciamo tranquillamente. Forse la strategia l'abbiamo azzeccata. Cazzo, Breton. Mancano 9 giri. Carburante. Ok. Porca puttana. Breton, problemi. Dai, Fox. Meno male che ho cambiato la macchina, cazzo. Dai, Molly, voglio il primo pit. Cioè, voglio il primo punto nel Formula 1. Dai, ragazzi, dai, ragazzi. Siamo settimi. Perché bandiera blu per la Fox? Ah, è perché c'è che sborfio, il primo, beh. Sono un po' forti le Mercedes. Però qualche problema la Mercedes. Speriamo in qualche problema. È ottavo. 6 giri posso spingere con il carburante. Però sono lontano dalla zona punti purtroppo. Perché ha messo le 6, addirittura ha messo le so. Ciao. Sarà molto dura ragazzi. 5 giri. E siamo settimi. Ho paura che la zona punti è impossibile purtroppo. Siamo sesti ma le gomme sono messe male. Devo stare sul risparmio. Oddio, qualche problema. Ai ai ai. Devo andare ai box, dai. Tanto non cambia niente. Ok.
Ma in realtà non mi dà problemi, però dai. Però le gomme non tengono più. Le gomme non tengono più purtroppo. No, però... non lo so sinceramente. Mancano 3 giri, cazzo. Niente, non ce la faccio comunque. Che merda, oh. Settimo. Niente, non si va a punti, raga. Che due maroni. Sì, vabbè, ciao. Il punto è là, ragazzi, il punto è là. Sempre settimi. Non ce la facciamo. Attenzione, sesti. Dai, cazzo. Dai, che se possiamo prendere almeno un punto. Che è fondamentale. Dai, Molly. Dai, Molly. Breton 12esimo, ma se ne andrà subito. Vai, Molly. Almeno il sesto posto, portamelo a casa. Forse anche il quinto. No. Ah, no, questo è l'ultimo giro. Scusate. Scusate, ragazzi, mi sono... Ah, allora. Perché ho il doppiaggio, cazzo. Per quello. Però siamo ancora sesti, in realtà, eh. Merda, il 3% le gomme, però. Siamo da fioi. Eccoci qua. Buon sesto posto. Va bene, va bene. Si comincia con il primo punticino. Me lo godo. Vittoria per Wexler alla Panther Race Team. Porca puttana, oh. Sesto posto, dai, fioi. Ok, un punticino arrivato. No, due soste. Nessun problema. Ok. Ok, 25, 8 punti ho preso. 8 punti. Ah, ma si prende fino al decimo. Giusto, fino al decimo. Perché c'è anche, mi sembra che c'è quello al sesto, e c'è il sesto, decimo, e così. E chiaramente tutti quanti. Vabbè, siamo ottavi nella classifica. Costruttori, siamo settimi, cazzo. Sì, punti. Proviamo ad arrivare sesti, raga. Se no il presidente si incazza, eh. Mi spacca il culo. Vediamo di Hamilton. Vediamo di Gigione Hamilton. Voglio capire se Hamilton può arrivare per un anno. Ho preso anche i soldini, benissimo. C'è vari piloti, mamma mia. Allora. Rinegoziare quanto vuoi? Contento. Così. Abbiamo 600. Bonus, vedi, incazzato qua. Bonus gara. Beh, vecchio, c'è. 75. Che sparo 1 milione di bonus. Vabbè, proviamo così, dopo vediamo, valuteremo però. Vediamo altri piloti. No. Ricerca talenti. Rapino, fai. The Graft non vuole venire. Cazzo. Questo è il potenziale con tutte le stelle. Eh no, cacchio. Mi prendo lui. Primo pilota. 500. Porca puttana. Clausola acquisizione c'è anche. Dio Cristo. 4 milioni. No, vabbè.
Piuttosto ti do, ecco, magari ti do bonus alla firma 1.500.000 e un bonus qualifiche, ma sarebbe bello però, cazzo. Vuole tanto però. Vabbè, raga, adesso vediamo un attimo un secondo, dopo poi ci salutiamo. Accettiamo l'intervista. Non è squadra di campionato. Sono qui e mi aspetto di vincere. Presidente Lorenzo Bonaventura. L'eliminatore Bonnie Fox era numero 1, sì. Tanto vai via Breton, quindi mi interessa. Faremo di più, ve lo garantisco. Vabbè, perché autoritario motorsport solo come forse il naso per la politica. Sì. Grazie, ciao. Ok. Operazione completata. Raga, ci becchiamo nel prossimo video perché sennò è un casino con... devo vedere alcune cose se no perdo troppo tempo. Raga, sotto il commentare veneziano. Sto godendo come un porco, siamo alla Ferrari. Primo punto in Formula 1. Ciao!